Amen, amen. Accendiamo solo un secondo queste luci qua per piacere. Posso invitarvi a alzare in piedi solo 30 secondi prima di cominciare il nostro musical di Pasqua, per fare insieme una preghiera, ma anche per invitarti a abbracciare la persona vicino a te, la persona dietro di te. Diamoci un bel abbraccio per cominciare questo culto. Viviamo il nostro essere uni in Cristo. Se hai una persona vicino a te che conosci, molto bene, ma se hai solo persone che conosci vicino a te, girati verso qualcuno che non conosci, dagli un abbraccio anche a questa persona. Noi, tutti quanti noi insieme, che ci conosciamo, che non ci conosciamo, siamo uni in Cristo, vogliamo vivere questa unità del corpo di Cristo. Ancora di più in questa serata speciale, in questa serata di Pasqua. Amen. E dopo questo abbraccio facciamo insieme una preghiera per consacrare questa meravigliosa serata al nostro Signore. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, per questo tempo in cui ci dai la possibilità, Signore, di essere qua alla tua presenza, uniti come uni in Cristo, per adorarti, Signore, e per avvicinarci a te per mezzo della tua parola, oggi portata in un modo diverso, attraverso questo musical, questa rappresentazione teatrale. Io ti chiedo, Padre, a nome mio, ma di tutti quanti noi, che tu possa toccare i nostri cuori, che non sia solo un tempo di divertimento, un tempo di relax, ma che possa essere un tempo in cui il tuo Spirito agisca e parli con forza ad ognuno di noi. Per questo noi ti preghiamo e ti ringraziamo di quello che stai per farci vivere, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Potete accomodarvi. Iniziamo il nostro musical.
quando, dove e come. Chiunque in questa vita si è già posto queste domande, no? Anzi, Albert Einstein, lo scienziato, diceva: non sono le risposte a muovere il mondo, ma bensì le domande. A volte queste domande sono in faccia alla morte e alla fine. E cos'è la morte se non un contrasto? La morte non è forse la fine del tempo, la degradazione della materia, lo spazio vuoto di ciò che c'era un tempo? La morte è l'enigma più antico dell'umanità. Tutte le civiltà provano a comprenderla. Ma oggi, nell'apice dell'intelligenza umana, la definizione a cui sono arrivati più vicina è stata: la morte è l'interruzione della vita di un organismo, fine dell'esistenza, assenza definitiva di qualcosa, estinzione. Beh, ma questo già lo sapevamo, no? Quello che in principio respirò aveva un'aria di grazia e ora, nella fine, non ha più. Quindi ci rimane una domanda: cosa ci aspetta dopo la fine? Il creatore disse: sia luce. Il mondo materiale iniziò ad esistere. L'uomo peccò e cadde, la malvagità aumentò e con il diluvio tutto ricominciò. Abramo fu scelto, dopo venne Isacco, Giacobbe, 12 tribù. In Egitto furono schiavi, ma Mosè li liberò e con Giosuè arrivarono fino a Canaan. Dunque vennero i giudici, poi i re, una rivolta. 10 tribù a nord, 2 a sud, Giuda, cattività, guerra, il dominio di Roma, e quindi è nato. Gesù è nato per liberare, redimere, conquistare tutto. E allora perché è tutto così rotto? Dio, cosa ho dimenticato? Forza, materia, cos'è che non stai vedendo? Il creatore disse: sia luce. Il mondo materiale iniziò ad esistere, l'uomo peccò e cadde, la malvagità aumentò e con il diluvio tutto ricominciò. Dunque arrivò Gesù per liberare, redimere, conquistare tutto. Materia, ma eccoti qua, ma cosa stai facendo di seduta? Cosa credi di fare? Il mondo è in rovina e tu sei lì. Sai che io da solo non riesco a fare il mio lavoro. Spazio, non riusciresti a stare zitto nemmeno per un secondo. Ah, ma ci sei anche tu? Ah, ho capito, questa deve essere una festa privata del tempo e della materia. Lasciate che sia lo spazio da solo a occuparsi di mettere 8 miliardi di persone al mondo. I conti non tornano, non tornano. Se lui è nato, allora tutto dovrebbe essere riscattato. La fine è vicina. Il tempo sta scadendo. E lei aveva ragione. Ma di cosa state parlando? E poi, lei chi? Di un'amica, di una sorella o di una sconosciuta? Ah, tu dovresti essere spazio, giusto? I tuoi amici mi hanno detto tanto di te. Piacere. Che cosa hai detto loro? E perché il clima si è fatto così teso e cupo, difficile da respirare? Ma l'aria non è così ovunque. Dimmi se esiste un posto in cui non ci siano peso, preoccupazioni, disuguaglianze. Un'epoca in cui è tutto così pieno, ma allo stesso tempo così vuoto. Tu, spazio, dovresti preoccuparti, così come i tuoi amici, nella maniera in cui tutto finirà. Come siamo arrivati fin qui? Come tutto ciò continuerà? Se il mondo continua a questo ritmo, dove andremo a finire? Ho attraversato un vasto deserto. Da una punta all'altra, solo in silenzio. E dall'altro lato un mare di sabbia. E per mia sorpresa un altro deserto.
stesso scenario, giorno e giorno. Il vento nasconde le tracce, i sentieri. Porto un peso, cammino senza direzione. Senza mai sapere quando arriverà la fine. So che è possibile vivere soli. Circondati di gente e conoscenti. Perduti nel giro delle nostre giornate. Senza mai sapere quando arriverà la fine. Senza mai sapere quando arriverà la fine. No, non possiamo stare qui seduti a non far nulla. Eravamo lì, hai visto? Abbiamo visto la mangiatoia, abbiamo sentito il bambino piangere. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo visto nei suoi occhi che era la risposta per un mondo corrotto. Va bene, Spazio, allora cosa vuoi che facciamo? Ho un'idea. Allora, torniamo indietro e osserviamo più da vicino. Magari abbiamo perso qualche particolare. Tempo può riportarci indietro, giusto? Forse Aspetta, Tempo, non ci starai pensando veramente? è difficile dover concordare con Spazio, ma è vero che conosciamo il presente visitando il passato. Allora, cosa stiamo aspettando? Però noi tre dobbiamo tornare tutti insieme. Non c'è modo di tornare indietro senza alterare la linea temporale. Materia, tu vieni, giusto? Mi stai forse chiedendo di uscire? No, no. No? Cioè, sì, però... Sì? Forse. Allora è deciso. Andiamo. Basi tra nozioni, tra tempo e spazio e materia. Tempo. Grandezza fisica presente in tutte le aree centriche scientifiche. Presente nel passato, nel presente, nel futuro, mai assente. Inizio, fine, alfa, omega, registro di memoria. Tempo, indispensabile per qualsiasi creazione. Ma il mondo materiale non esisterebbe senza di me. Materia, sostanza fisica, materia prima di un mondo palpabile, che sia solida, liquida o gassosa, la porta d'entrata di questo mondo. Chi oserebbe vivere, muoversi o esistere qui senza un corpo materiale? Ciò che voi chiamate qui sono io, Spazio, dove avvengono i fatti.
Tu materia, dove potresti esistere senza di me? E tu tempo, dove potresti registrare senza spazio? Ma tempo, sei tornato troppo indietro, andiamo un po' più avanti. Io sono la saggezza. Lo Eterno mi ha creato prima dell'inizio di tutte le altre creature, anzi, molto prima di tutte le altre cose. No, non è ancora qui. Aspettate, un'idea. Torniamo indietro fino al giorno della nascita di Gesù, va bene? Va bene. Come dovrei registrare questo momento? Beh, di che il Verbo si è fatto carne, anzi, materia. Hai vissuto tra di noi nello stesso spazio che abbiamo visto la gloria dell'unigenito Padre, pieno di grazia e pieno di verità. Perché ho l'impressione di già detto questo prima? Aspetta! Per caso state viaggiando nella linea temporale? No, aspetta, è stata tutta io un'idea. ho capito perché non era Avevano detto che sarebbe però non stato mi un hanno viaggio ascoltato, missionario, quindi mi ha eccoci qua. convinto, eccoci qua. Ecco, sta arrivando. Riuscite a vederlo anche voi? È nato l'agnello di Dio, il pacificatore. Riuscite a sentire quanta pace porta con sé? In questo esatto momento c'è una breccia temporale, prima e dopo Cristo. Fu in questo esatto momento che un mondo così corrotto ebbe un assaggio di ciò che è eterno, nell'avere tra di noi ciò che non si deteriora, nelle vesti di un fragile corpo materiale temporaneo. Quindi è ora che accadde quel momento divino celestiale. Una bellissima notte. Gli angeli si riunirono per lodare il Signore. Oh, notte santa, le stelle brillano, è la notte che è nato il Salvatore. Per tanto tempo vissuti nel peccato, finché Gesù nel mondo arrivò. Le anime vivono una nuova speranza nell'aurora, una luce si alzò. Gloria al Signore, canta gli angeli, oh notte santa, Gesù è nato. Con i cuori grati ci prostriamo davanti al nostro Re Gesù. I saggi arrivano dall'Oriente, guidati da una stella di luce, un cantico di gioia e speranza riempì il cuore
Canta gli angeli, oh notte santa, Gesù è nato. Oh notte santa, Gesù è Gloria al Signore, canta gli angeli, oh notte santa, Gesù è nato. Oh notte santa, Gesù è nato. Mi ha sempre incuriosito questa scena. Colui che è eterno scelse di vivere nelle limitazioni temporali umane, permettendo così che la sua esistenza fosse misurata dai battiti di un cuore, un secondo dopo l'altro. Sembra quasi che si stia prendendo gioco della linea temporale. Oh Gesù, guardate quanta dolcezza, quanta saggezza in un sguardo. Oh prezioso Gesù. Ma come fa un neonato così piccolo ad occupare così tanto spazio? Lui riempie letteralmente ogni lacuna dell'umanità. Il creatore tenuto tra le braccia della creatura. Ah, con il suo mignolo ha scolpito le cascate del Niagara, lo sapevate? Con il palmo della sua mano ha modellato tutto il monte Everest e con la stessa mano che un giorno ha tenuto tutto l'oceano Atlantico, adesso è bagnata dalla saliva di un bebè. Santo cielo, guardate, guardate com'è carino, quanto è dolce. Oh, non mi sembra neanche vero, mi sembra di sognare che qualcuno mi pizzichi. Aia! Me l'hai chiesto tu? E mi è piaciuto? Smettila. Quel signore lì, lo vedi? Seduto vicino al pozzo, in prossimità delle entrate della città. Sembra avere così tanta fame. Tu per caso puoi aiutarlo? Non credo, E perché no? perché non posso interferire con la linea temporale. Ovviamente no, nessuno può mai aiutare. Mai è un avverbio di tempo un po' troppo pericoloso e rigido, non credi? Certamente qualcuno lo vedrà e gli darà da mangiare. Ma lui non ci vede, tu non ci vede. La fame di quell'uomo non si sazia con il semplice pane. La sua è una fame di parità, di libertà, di giustizia. Beh, guarda, ecco il pane che sazia ogni fame, colui che confuta questo tuo avverbio immorale. Ah, quel bimbo? Sì, Ma no, dai, non può fare nulla, non illuderti. dai tempo al tempo e con il tempo vedrai. Ma non vedi lo scenario penoso di questo posto? Roma opprime sempre di più i poveri, il sacerdozio in piena decadenza, differenze sociali enormi. E il Salvatore dov'è? Osserva attentamente nella linea temporale.
Guardalo, con 5 anni, che carino. Sta giocando con un ramo d'olivo. Che tenero. E questo è ciò che ci si aspetta da un bambino. Osserviamo ancora. Eccolo là. 17, 18, 19, 20 anni. Rintanato in una fagliameria. Ma per favore, dimmi, dov'è il Salvatore? Cos'è che sta facendo? Guardiamo ancora. Ovvio, gli affamati hanno ancora fame. E lui ha per caso fatto qualcosa? Nulla. Senti, non so cosa ti hanno detto su di lui, ma il tempo prova tutte le cose, no? Quindi credo che tu non ti debba illudere troppo, o potresti frustrarti più avanti. Mamma mia. Spazio? Sì? Ti ricordi di New chi? Newton, Isaac Newton. No, non lo conosco. È che lui mi disse una volta che ogni corpo persiste nel suo stato di riposo, di movimento rettilineo uniforme, salvo che sia costretto a mutare da una forza maggiore applicata ad esso. Ah sì? Ti ha detto questo? Spazio. Ciò che provo per te è così forte. Mi domando se la forza del mio amore può far cambiare questa tua testolina. Ma cosa stai dicendo? Wow, sei così carino compresso. Aspetta, cosa- Materia, ripeti ciò che hai detto. Ehi, non ti ci Spazio, mettere no, anche tu? carino questa compresso. parte, quella di Newton. Sì, è che lui mi disse una volta che ogni corpo persiste nel suo stato di riposo o di movimento rettilineo uniforme, salvo che sia costretto a mutare da una forza maggiore applicata ad esso. Ecco, sì, questo è il principio di inerzia, lo stato di inerzia di un corpo. Le lancette stanno andando avanti e le forze che avrebbe per distruggere le mura di Roma. Aiutatemi. Le sta usando per costruire una sedia in legno. A dir poco bella a parer mio. Santo cielo, guardate, credetemi, questo sicuramente è un prodotto vegano, fatto di carbonio, nitrogeno, idrogeno. Ah, che meraviglia. Credetemi, questo sicuramente è senza glutine. Oh, Dio, che lavoro divino. Complimenti. 25, 26, 27. Ecco, guardatelo. Non è più un bambino di 7 anni, ma un uomo adulto di ben 27. E fino ad ora non è ancora salito su una roccia per fare un discorso. Nel mentre il mondo intorno a lui è nel caos, noi lo guardiamo e tutto ciò che vediamo è solo inerzia. Aparente inércia. Ah, tempo. Mentre tu pensa que Jesus está perdendo tempo, lui sta si dedicando, e questa è la cosa più importante, sta si dedicando alla leitura della Sacra Escritura, si dedicando alla preghiera. Molti potrebbero pensare esattamente come te. Immaginate quando Maria diceva a suoi amici cari, quello è figlio di Dio, ma vedendo tra pezzi di legno una falegnameria. Ma nessuno è dubitato. Quando Dio è detto, questo è mio figlio amato, a chi provo tanta gioia, e su di lui è sceso lo Spirito Santo in forma di una colomba. Oh mio Dio. Così paziente, lavorando, usando legno, il suo tempo e sudore, pieno di calli, lui si dedica. Ore e giorni lavorando con tutto il corpo, mente e sforzo, con tanta calma porta il suo tocco nel suo trasformare. Signor del tempo,
nozze allegre, solo acqua restò. Nel suo tempo fino trasformò. Così tranquillo anche dormendo, in mezzo a onde, tuoni e paura, tutto lui calma, la sua voce porta, il suo trasforma. Signor del tempo, piccino nacque, grandioso, semplice, si fece uomo, il proprio Dio, Signor della storia, lasciò la sua gloria, con umiltà scese, il figlio amato di Dio. Tempo, non mi hai ancora detto per quale motivo sei venuto qua con gli altri. Saggezza, sono passati più di 2000 anni. Guarda quel bambino che sta morendo di fame. E quella donna che ha perso il suo unico figlio in guerra. E tante altre persone nei bassi fondi delle metropoli. Era necessario visitare il passato per capire il presente. Ah, tempo. Nessuno meglio di te per capire tutto questo, tempo. Ora dimmi, da dove viene un frutto Da un albero, e da dove viene un albero? da un seme che è stato piantato. Saggezza, dove vuoi arrivare con tutto questo? Nel principio, un seme chiamato peccato è entrato nel cuore dell'umanità. Questo seme è cresciuto e è diventato un albero con radici profonde che ha prodotto tanti frutti. Avversità, odio, pensieri malvagi sono sparsi per tutta la terra. Fu allora che Gesù, il seme del cielo, è venuto sulla terra per gemolare l'amore che unisce perfettamente tutte le cose. Gesù è frutto buono in mezzo all'amarezza che il peccato ha causato. Scusa, saggezza, che a volte mi dimentico col passare del tempo. Ah, tempo, tu devi riscaldare la tua fede e sei venuto al posto giusto. La fede è una strada dove sembra un vincolo cieco. Sì, ecco, torniamo indietro, tempo. Torniamo indietro. Io ti farò capire la convergenza di tre elementi e un denominatore comune. Andiamo? Andiamo. Guardate, osservate insieme a me. C'è un uomo religioso, una donna malata e pallida e un centurione romano. Tre conflitti e un punto di incontro: Gesù. Spazio, trova la localizzazione del primo. Allora, sulle rive del mare della Galilea, il villaggio di pescatori di Cafarnaum, Gesù è appena sbarcato ed ecco che arriva il primo, l'elemento X. Il suo corpo si muove con un movimento costante in orizzontale, finché non cambia bruscamente la sua posizione verticale, ed ora è completamente in ginocchio davanti al maestro. A questo punto del viaggio la nostra velocità si sposta a 0 km/h. Aspettate. Cosa è successo all'elemento X, signora Saggezza? Cosa ha azionato il cambiamento nel movimento del suo corpo materiale? Sicuramente la seconda legge di Newton. La velocità della massa è proporzionale alla forza applicata ad essa. Esattamente. Ah, l'elemento X è arrivato in linea retta
quando una forza è stata applicata ad esso ed è caduto. Sì, elemento X c'è un nome, Iairo, capo della sinagoga. La forza che ha fatto prostrarsi è la fede. La sua filha está morendo e lui crede che se Gesù andasse fino a casa sua, lei potrebbe essere guarita. E foi stata proprio così. La supplica di fede applicata in Gesù è messo Gesù in direzione a casa di Jairo. Ma si è fermato! Si è semplicemente fermato a metà del viaggio! Ma deve camminare più veloce. La figlia di Jairo sta morendo. Materia, perché il suo corpo non si muove nello spazio? C'è soltanto una spiegazione. Una forza maggiore. Non essere ottusa. Dio è il grande, io sono e niente può fermarlo. Ma qualcosa lo ha fermato. Lui è grande, ma qualcosa lo ha fermato. Cambiare il movimento di un corpo con una grande massa richiede una forza maggiore. Sì, lui è grande, ma qualcosa ha cambiato il movimento. Questa è scienza, è Newton, è Pitagora, è la somma dei quadrati dei cateti che è uguale all'ipotenusa che l'ipotenusa stessa mi ha detto. Ecco qui! Abbiamo un altro elemento nel piano cartesiano. Le sue coordinate sono nello stesso punto di Gesù, l'elemento Y. Ha applicato una forza così forte da fermare Gesù. Ma chi è lei? Che cos'è questa forza? Abbiamo già visto la sua storia. Può darsi che non vi ricordate, però il suo nome non è nei registri. Adesso daremo il nome della donna del flusso di sangue. La forza applicata è la stessa di Jairo, però in proporzioni più grandi, perché quando lei è toccata in Gesù è uscito potere da lui. Mentre per Jairo Gesù doveva andare fino a casa sua. Per quella donna há tempo. Per quella donna bastava toccare la punta della veste di Gesù per essere guarita. E fu stato proprio così. Sì, ma Gesù deve andare più velocemente. La figlia di Jairo è già morta. No, questa è la notizia che arrivò. La supplica di Gesù, la forza di Gesù contro la morte è stata più grande. Gesù andò fino a casa di Jairo. È trovato la bambina morta e ha detto semplicemente: bambina, alzati! E lei è tornata a vivere. Aspettate. Mi fa troppo male la testa. Non riesco a concepire l'idea di un pezzo di tessuto che guarisce il corpo materiale di una donna malata da ben 12 anni. Neanche il più grande effetto placebo potrebbe ottenere un risultato del genere. Materia, se sei rimasta così confusa con questo, immaginate con la cura istantanea. I centurioni romani, vi ricordate? Lui aveva un amico che tanto amava, era malato. Andò da Gesù con una richiesta perché credeva che se Gesù dicesse una sola parola, lui sarebbe guarito. Ora capisci, tempo? Gesù è colui che risponde alla richiesta di un padre in difficoltà. Gesù è anche quello che si ferma in mezzo a un impegno importante per ascoltare una donna malata. Gesù è anche quello che ascolta la preghiera di un amico afflitto. Gesù non rifiuta mai un invito di fede. Gesù è la risposta per questo mondo in caos. Chi conosce la mia vita da lontano già osserva i segni delle tue mani. Come un tempio in riforma è il padrone, sono l'opera, sempre sono in costruzione.
Per questo voglio solo adorare a Cristo, l'architetto del mio essere. Lui è chi ha piantato la luce che brilla e annuncia che mi ama, mi ama, mi ama. Lui fu il chimico divino che trasformò H2O in una catena di carbonio e idrogeno. Il geometra ortopedico che cambiò la forma di una donna incurvata. Il matematico che disse che 5 pani e 2 pesci sarebbero bastati per sfamare una moltitudine. Disse che 12 uomini sarebbero stati figli per tutto il mondo, e così è stato. Il terapeuta che insegnò a combattere l'ansia osservando i giri nei campi e gli uccelli. La più grande influenza della storia, che non si mosse mai più di 300 chilometri dalla sua città natale. L'amico che pianse per la morte di Lazzaro, anche se sapeva benissimo che in seguito lo avrebbe resuscitato. Lo sceneggiatore che incantava con le sue storie. L'uomo gentile che amava giocare con i bambini. E il servo che lavava i piedi ai suoi discepoli. Gesù è anche o anello di Dio che toglie tutto il peccato del mondo. Arrivò quel venerdì. Lui si trova nel Getsemani. Il suo corpo materiale presenta ematidrosi. Inizia a sudare sangue. Il suo corpo è in un profondo stato di stress e angoscia. È stato giudicato, frustato violentemente con una cinta di cuoio, palline di ferro e ossa taglienti. Ogni movimento ripetitivo causava lesioni esterne che andavano a mostrare la sua muscolatura scheletrica. Perde molto sangue, il che lo porta in uno stato di pre-shock. Ora gli sputano addosso, umiliato e con la sua corona di spine costretto a portare la propria croce. Dai, spazio! Dai, fallo muovere più velocemente, dai! Mettici più forza! Impossibile! È impossibile! L'accelerazione è inversamente proporzionale rispetto alla massa. Quanto maggiore la massa, minore sarà l'accelerazione che acquisirà il corpo. E nel corpo di Gesù c'è tutto il peccato dell'umanità, tutta la trasgressione, tutta la colpa, tutto il peccato, era tutto su di lui! Siamo arrivati al Golgota. Cos'è questo? No! Chiodi lunghi 18 centimetri che attraversano brutalmente la pelle. Sta perdendo molto sangue. I suoi muscoli ormai si contorcono per il dolore. La crocifissione è iniziata. Una morte lenta e dolorosa. Perfino respirare era estremamente doloroso. Ad ogni respiro Yeshua solleva la schiena, andando a strofinare così le ferite aperte sul legno della croce. Appoggia i piedi inchiodati, andando così ad aumentare la perdita di sangue. La morte possono essere tante, ma le due più conosciute sono shock ipofolemico e asfixia per esaurimento. Basta! Non tempo! Lascia che la crocifissione continua! Non posso sopportare di vederlo così. Nemmeno un secondo di più. Perché deve passare per tutto questo? Ad ogni azione corrisponde sempre una reazione opposta di pari intensità. Due corpi, uno sopra l'altro, in direzione opposta. Terza legge. Due corpi, uno sopra l'altro in direzioni opposte. Sì, facendo la forza opposta. Lui si è tornato la morte, ci ha spinto la vita. Non potevamo più guardare in alto. Il suo attenzione è portato la salvezza. L'altro che continua. Salvezza! Guarda i mondi intorno a te. È stato tutto inutile. Tu? Quindi era tu? Tempo. Ho notato che il tuo sguardo era diverso. Tu la conosci? Sì, fin da principio. Nell'Eden, lei è a inconscienza. Con la semplice conversazione è confuso Eva. Io l'ho confusa. Dai, saggezza. Gli anni passano e tu rimani stupida. Non si risponde storto per non si somigliare a lui. Posso essere onesta con te? Ne dubito molto. Saggezza, cara mia. Tu sei un spreco. Tanta conoscenza? Per cosa?
Alla fine, un scudo di negazione. Se davvero Dio esiste, perché il mondo è così corrotto? Perché c'è tanta crudeltà? Dov'è il tuo Dio? Saggezza, rispondi alla domanda. La escuridão é a ausência de luz. La existência del male não vuol dire che bene non c'è, anzi evidencia che bene non c'è più. Il mondo è già del maligno, sì. Le avversità ci affliggono la umanità, ma Gesù non ha detto che non avremo nessuna afflizione, ma ha detto per essere forti e coraggiosi, perché sulla croce ha vinto il mondo. Benissimo, benissimo, benissimo. Parole bellissime. Mi hai fatto quasi piangere, saggezza. Ma finora non mi hai provato niente. Non hai provato l'esistenza di Dio. Io non vedo nulla. Tempo, materia, spazio. Per caso vedete qualcosa? Perché io no. Tempo, prendi la gravità e dammela. È impossibile toccare la gravità. E solo per questo vuoi dire che non esiste? Sarebbe una sciocchezza, perché possiamo osservare la sua esistenza e misurare la sua forza. Ora dimmi, come misurare ciò che non può essere misurato? Tempo, eu potrei restare qua con te per ora e ora, a parlarti con base scientifica della esistenza di Lui. Ma sai quello che ti servirebbe nella fine? È fede. Perché senza fede è impossibile conoscere Dio. È impossibile sapere che Lui è vicino a colui che lo cerca. Volevo stare con lui soltanto un secondo di più. Ah, tempo. Anche così ti servirebbe la fede. Adamo camminava con Dio. Non ha visto quando Dio ha fatto tutte le cose. Non hai visto neanche quando Dio ha fatto Eva, perché stava dormendo, ma hai creduto. Scusami, saggezza, ma il tempo della vita è troppo breve per vivere solo di fede. Ma lentamente il tempo passa per di qua e impiantò nella mia mente l'eternità. E mentre sento questa voglia di partire, mi sento così impaziente, ma ricordo che i segni sono indiscreti.
Tempo. Não permita que um segundo de dúvida comprometa la tua eternità. Ascolta meu consiglio. No, non ce la fa più. Il suo corpo ormai è già al limite. Un grido trionfante echeggia su tutto lo spazio. È compiuto! Consegna suo spirito ao Padre. È morto. È semplicemente morto. Dov'è la saggezza in tutto questo? Che cos'è questo rumore? Da dove viene questo suono di pianto? Questo rumore viene da molti luoghi. Questo pianto è lo stesso pianto di Gesù. Che cosa sta succedendo? Che cos'è tutto questo, signora saggezza? È un bellissimo giorno. Gesù è nato. Ma questo è impossibile. Non vedi che è qui morto, davanti a noi? Ah, spazio. Vuoi sapere una cosa? La saggezza di Dio è follia per gli uomini, ma è potere di Dio. Gesù è morto, ma è risorto. E adesso, per mezzo dello Spirito Santo, seu carattere e essência sono generate dentro di noi. Gesù è morto così che pudessimo vivere per sempre. Gesù è sceso così che pudessimo salire. E tutti possono scegliere Dio tutti i giorni della sua vita. E tutte le volte che questo succede è un bellissimo giorno. Solo in Cristo posso fidar, Lui è la mia forza, luogo sicuro ho trovato in Lui, roccia che non si trema. Nel grande amor che Cristo ha, profonda pace posso trovare, consolatore il mio Gesù, e in Lui io rimarrò. Nel grande amor che Cristo ha, profonda pace posso trovare, consolador il mio Gesù, e in te io rimarrò. Lui è stato trafitto per le nostre trasgressioni, è morto per i nostri peccati. Il castigo che ci ha portato la pace era su di Lui. Lui è disposto a perdonare i nostri peccati, dimenticare il nostro passato, e ha un futuro di pace e gioia per tutti quelli che credono in Lui. Lui riempie gli spazi vuoti di tutti coloro che comprendono la profondità e la larghezza del suo amore. Dicono che il mondo è fatto di domande. Cosa avviene dopo la morte? Ma Gesù è morto e è risorto, e è risposto alla domanda. Cosa avviene dopo la morte? Vita eterna in Cristo Gesù. Gesù è il padrone del tempo, il modellatore della materia, architetto do spazio. Gesù è la verità e la vita. Gesù è alfa, ômega, principio e la fine. Loda, è nato Gesù. Alziamoci in piedi. Loda,
è nato Gesù, è nato il Salvatore, è nato il Salvatore. Loda, oh oh, è nato Gesù. Loda, è nato Gesù, è nato il Salvatore, è nato il Salvatore. Cantate, è nato il Salvatore. La terra Le ali nazioni solo a Lui potete arrendervi, potete arrendervi, potete arrendervi. Loda, loda al Signore, loda, loda al Signore, loda, loda al Signore, loda, loda al Signore. Popoli, tribù, nazioni, rallegratevi con canzoni. È tempo di celebrare. È nato Gesù, figlio di Dio. È nato la speranza, è nato la speranza. Con Gesù voglio ballare. Oh. Con Gesù voglio ballare. 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 Tu puoi ballare insieme a noi. Con Gesù voglio ballare. Con Gesù voglio ballare. È nato il Re Gesù, È nato il Re Gesù. È nato. Il Re
E a voz dele, ô mãe, onde eu tô? Minha mãe nunca cansou. Que negócio é esse? Tá na hora de ir pro colégio, mãe. Me tira daqui. Amen. Facciamo un altro applauso, anzi richiamiamo qua tutto il nostro gruppo di teatro. Sì, sì, prego, prego. Il nostro gruppo di teatro Be Mine per un altro applauso per questa rappresentazione meravigliosa. Amen. Noi crediamo veramente nelle arti come la danza, come il canto, ma anche come la recitazione per portare il messaggio del Vangelo, e credo che questa sera lo Spirito Santo possa aver toccato veramente il cuore di tutti quanti noi attraverso questo musical, questa rappresentazione teatrale, e se così è stato, che veramente tu possa essere stato benedetto dalla parola che questa sera è stata predicata. Amen. Un ringraziamento grandissimo a Rosangela come leader del nostro gruppo di teatro. A tutti i nostri attori, attrici, ai ragazzi della regia, luci, suono, tutti meravigliosi, perfetti, i nostri cantanti che non avete visto, che erano nascosti là dietro, alcuni di loro, e restano nascosti, restano nell'ombra. Gloria a Dio per le vite di tutti quanti voi e per come vi siete lasciati usare da Dio per parlare alla sua Chiesa questa sera. Amen. Potete accomodarvi. C'è un po' di saggezza con me questa sera. Amen. Come ho detto, la parola è già stata predicata attraverso il teatro. Io sono più che sicuro di questo. Sono più che sicuro che lo Spirito Santo abbia parlato con tutti quanti voi. Ma concedetemi 10 minuti del vostro tempo per lasciare anche una riflessione su questa giornata, serata di Pasqua. Se potete abbassare un pochino la musica qua, grazie mille. Voglio leggere con voi alcuni versetti che poi potrete trovare nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, che dicono così: nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita e la vita era la luce degli uomini, e la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto. Ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto ha dato il diritto di diventare figli di Dio. A quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Infatti, dalla sua pienezza
noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Questi primi versetti del Vangelo di Giovanni ci spiegano perfettamente cos'è la Pasqua. Sapete, la parola di Dio ci lascia chiaro di non attaccarci a giorni, a festività in particolare. Però oggi più che mai, in questa serata pasquale, noi vogliamo celebrare il nostro Dio che si è fatto carne, come abbiamo già visto questa sera, e si è fatto carne per noi, che è diventato come noi. E negli ultimi giorni della sua vita, questo Dio aveva un gruppo di amici, ma uno di questo gruppo di amici lo ha tradito. E altri 10 di questo gruppo di amici lo hanno abbandonato. E il popolo che lui si era scelto come suo popolo personale, come sua primizia, questo popolo lo ha condannato, lo ha frustrato, lo ha insultato, lo ha offeso, lo ha fatto salire sulla croce. Ma prima di salire sulla croce, o prima di morire finché era in croce, pensate alla pazzia che c'è stata detta anche qua prima, no? Gesù ha preso su di sé tutti i peccati del mondo, anche quelli di quegli amici che lo avevano abbandonato, di quell'amico che lo aveva tradito, anche quelli di quel popolo che lo stava maltrattando, insultando, fino a condannarlo alla morte. Tutti quanti noi conosciamo questa storia, no? Però io penso che quando pensiamo alla storia di Gesù in questo modo, non riusciamo a intenderla veramente, o non riusciamo a sentire veramente quello che Gesù ha vissuto. Però proviamo a pensare se fossimo stati noi Gesù. No, ti invito in questo momento, fai finta che il protagonista di questa storia fossi te, che fossi tu che avevi un gruppo di amici molto amici, un gruppo di amici molto stretto, e uno di questo gruppo di amici ti ha tradito, ti ha voltato le spalle, ti ha fatto qualcosa contro di te. Forse tanti di noi hanno già vissuto questa situazione, no? E gli altri amici ti hanno abbandonato, ti hanno emarginato, ti hanno lasciato da solo. E forse tanti di noi hanno già vissuto anche questa situazione. E forse quelle persone per le quali voi avete fatto del bene, che avete aiutato, queste persone hanno deciso di farti del male, di insultarti, di offenderti, di farti del male, così come hanno fatto a Gesù. Tu saresti in grado di prendere tutte queste brutte azioni e perdonarli, anzi più che perdonarli, dire così: è colpa mia. Perché questo è quello che ha fatto Gesù quando è salito sulla croce. Ha detto: non siete voi che l'avete fatto, è come se l'avessi fatto io, è colpa mia, sono stato io. Questo è quello che ha fatto Gesù. E adesso voglio portarti a fare una riflessione ulteriore su questo, perché sapete, quella persona che ha tradito Gesù, che noi conosciamo come Giuda, molte volte siamo stati noi, no? Quella persona che ha abbandonato Gesù, molte volte siamo stati noi. Quante volte hai abbandonato Gesù? Quante volte hai tradito Gesù? Quelle persone per le quali Gesù ha fatto tanto, ha dato benedizioni, ha dato guarigioni, ha dato sostentamento, ha dato vita. Quelle persone siamo noi, e tante volte noi abbiamo offeso Gesù, insultato Gesù, torturato Gesù, frustato Gesù, condannato ancora una volta Gesù.
Tante volte siamo noi quelli che hanno fatto questo. Non è stato Giuda, non sono stati gli apostoli, non sono stati i farisei. Siamo stati io e te. E sai, quando Gesù è salito su quella croce, è come se anche a me e te avesse detto la stessa cosa. Davanti al giudice, per il giudizio finale, Gesù ha detto: lascia stare loro, sono stato io, è colpa mia. Noi l'abbiamo abbandonato, noi l'abbiamo tradito, noi l'abbiamo offeso, quante volte l'abbiamo fatto, ma Gesù ha detto: lascia stare, sono stato io, è colpa mia. Questo è quello che Gesù ha fatto per noi. E oggi siamo qua a celebrare questo. Siamo qua a celebrare il sacrificio di Gesù, ma ancora di più la sua resurrezione. La Pasqua è la resurrezione di Gesù e noi dobbiamo celebrare questo più di ogni altra cosa al mondo. La resurrezione è il centro, è la base della nostra fede. Sapete, io mi ricorderò per sempre probabilmente che quando andavo in chiesa cattolica, io andavo ma non ero molto credente, anzi in realtà non lo ero per niente, no? Ero proprio ateo. E una volta sono andato dal prete a confessarmi e parlando nella confessione ho detto: sai, io mi piacciono i valori cristiani, penso che la Bibbia dia buoni valori, ma io non credo, cioè ci sono cose nella Bibbia che non posso credere, no? Tipo la resurrezione di Gesù più di tutte, come faccio a credere che Gesù è risorto? Cioè è una cosa, no? Era un po' come tempo a un certo punto della rappresentazione, non potevo credere in questo. E mi ricorderò per sempre la risposta del prete, no? Che mi ha detto: sai, non è che tutta la Bibbia va presa proprio alla lettera. Forse non era la risposta di fede che mi aspettavo in quel momento lì, no? Però insomma io ho avuto per molto tempo questo dubbio di fede, non credendo a determinate cose, soprattutto alla resurrezione, ma voglio darti una certezza, tu che magari oggi sei venuto qua perché c'era questa rappresentazione, ma anche te hai qualche dubbio di fede, e soprattutto riguardo alla resurrezione, che sicuramente non è qualcosa di facile a cui credere, no? Sempre si dice c'è bisogno di fede, c'è veramente bisogno di fede, ma voglio darti una risposta concreta su questo. Proprio in questa settimana sono andato in tribunale perché ho dovuto testimoniare per un fatto che era successo. Sapete perché sono andato a testimoniare? Perché uno dei metodi per riconoscere che un fatto è veramente accaduto è la testimonianza delle persone. E la parola di Dio ci lascia chiaro che ci sono stati molti testimoni alla risurrezione di Gesù. L'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 15 fa una lista di persone che hanno visto Gesù risorto. Dice che l'ha visto Pietro, dice che l'hanno visto gli Apostoli, poi si è manifestato a 500 persone tutti in una volta, e poi ancora all'Apostolo Giacomo, e poi ad altri Apostoli ancora. Ci sono stati testimoni che l'hanno visto. Tu potresti dirmi: sì, ma questi testimoni, o la maggior parte di loro, sono di parte, no? Magari hanno fatto una falsa testimonianza. Eppure tutti noi sappiamo che tutte queste persone, o quantomeno gli apostoli, per quanto credevano nella loro testimonianza, per quanto credevano in quello che avevano visto, per quanto credevano che Gesù non è morto ma è risorto, hanno dato la loro vita per questo. Sono stati uccisi per questo, si sono fatti perseguitare, non hanno solo predicato e portato il Vangelo in tutto il mondo, ma hanno dato la loro vita. Dei 12 apostoli solo uno non è morto per persecuzione e martirio, e chissà quanti altri ne sono morti in questo modo. Noi possiamo avere la certezza che la resurrezione è reale, e noi dobbiamo avere questa certezza, dobbiamo credere in questo. Paolo, sempre nello stesso capitolo, continua dicendo che la resurrezione di Cristo è il centro della nostra fede, che se Gesù non è veramente risorto, vana è la nostra fede, vuota è la nostra fede, è inutile la nostra fede, è inutile che veniamo qua, è inutile che preghiamo, è inutile che leggiamo la Bibbia, che digiuniamo, che andiamo in chiesa, è inutile che ci comportiamo bene.
Se Gesù non è risorto, è vana la nostra fede. Noi dobbiamo credere nella risurrezione di Gesù. Questo è il centro, è la base della nostra fede. E la risurrezione di Gesù ha un significato che è stato già espresso dal teatro. Gesù, risorgendo, ha vinto la morte. Ha vinto la morte. Sapete cosa significa questo? Paolo più avanti continuerà nel versetto 19 di questa lettera, dicendo che se noi speriamo in Gesù, speriamo in Cristo, solo per questa vita, siamo i più miseri, siamo i più infelici tra tutti gli uomini. Se noi speriamo in Gesù, abbiamo fede in Lui solo per quello che ci può succedere oggi o domani o dopodomani, solo per una benedizione che possiamo ricevere, una guarigione che possiamo ricevere, un qualcosa di bello oggi, noi siamo i più infelici, i più miserabili tra tutti gli uomini, perché Gesù ha vinto la morte. E vincendo la morte, la nostra speranza non può essere per questa vita, deve essere per la vita futura, deve essere per la vita eterna. Questa è la nostra speranza, perché lì vivremo la vera gioia, lì vivremo l'eternità con Cristo. Questo è un concetto che il teatro ha già espresso molto bene questa sera. Se noi speriamo in Cristo solo per oggi, fratelli e sorelle, noi siamo infelici. Ciò per cui noi dobbiamo sperare è per la vita che verrà, è per la gioia futura, è per la gioia eterna, quella che Gesù, di cui Gesù ci ha reso partecipi per mezzo della Pasqua, per mezzo della sua morte e soprattutto della sua risurrezione. E è questo che celebriamo oggi, una vita eterna insieme a Lui, una vita di vera gioia. Amen. Amen. Per terminare la nostra serata, dopo avremo ancora qualcosina, qualche avviso da dare, ma per terminare la celebrazione della Pasqua, oggi noi prenderemo la Santa Cena. Solitamente noi come Chiesa abbiamo questa usanza, questa dottrina di far partecipare alla Santa Cena soltanto le persone battezzate nelle acque o che sono in comunione con la Chiesa. Ma come in ogni culto di Pasqua, noi oggi consegneremo la Santa Cena a tutti i presenti, ai bambini, alle persone che per la prima volta visitano la Chiesa. Chiunque voglia partecipare può partecipare della Santa Cena, perché questa sarà una rappresentazione di quello che noi oggi celebriamo. Quindi se tu credi, se come dice la parola tu riesci a discernere in questi alimenti il corpo e il sangue di Cristo, prendi questa Santa Cena seriamente, prendi questa Santa Cena sapendo quello che stai facendo, vedendo in questi alimenti il corpo e il sangue di Cristo, e che questi possono produrre qualcosa di nuovo e benefico nella tua vita. Tu che invece per la prima volta magari stai partecipando della Santa Cena, sappi che questa è una rappresentazione, è un modo in cui noi vogliamo mostrare quello che Gesù stesso ci ha chiesto di fare, quello che noi stiamo festeggiando oggi, il giorno in cui Gesù ha donato il suo corpo e ha versato il suo sangue per la nostra salvezza. Se anche tu in questo riesci a distinguere, a discernere il corpo del Signore, allora che questo possa avere un effetto benefico nella tua vita e che lo Spirito Santo possa parlare al tuo cuore attraverso questo momento. Amen. Chiamo i nostri fratelli per servire la Santa Cena. E io voglio leggere un passo che si trova nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 11, dal versetto 23 al versetto 26. Possiamo alzarci in piedi, per piacere?
Prima lettera ai Corinzi, capitolo 11, dal versetto 23 in avanti, dicono così: poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. E nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me, poiché ogni volta che voi mangiate questo pane e che voi bevete da questo calice, voi state annunciando la morte del Signore Gesù fino al suo ritorno. Signore Gesù, consacriamo a te questi alimenti per ringraziarti, Signore, questa sera, ringraziarti di cuore di quello che tu hai fatto per noi, ringraziarti perché nonostante noi molte volte ti abbiamo tradito, ti abbiamo voltato le spalle, molte volte ti abbiamo fatto del male, tutto questo tu l'hai caricato sulla croce con te, dicendo: è colpa mia, perdonali, Padre. Ti ringraziamo per questo, Signore, ti ringraziamo per il tuo sacrificio, ti ringraziamo perché tu hai vinto la morte e ci aspetti a vivere l'eternità insieme a te. Per tutti coloro che hanno il coraggio di dichiararti come Signore e Salvatore delle loro vite, tu avrai la possibilità di chiamarli figli di Dio. E come figli noi avremo un'eredità con te. Sappiamo che la nostra eredità sarà un'eredità eterna, un'eredità accanto a te. Per questo vogliamo ringraziarti, Signore. Benedici questo momento, questa santa cena. Benedici la tua Chiesa, nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Avete tutti il pane e il calice? Allora tutti insieme come uni in Cristo prendiamo questo pane che per noi rappresenta il corpo che Gesù ha donato per noi. E dopo il pane, tutti insieme, beviamo da questo calice, il calice del nuovo patto, del passaggio, della Pasqua che Gesù ha versato per noi. Amen. Questa è la Pasqua del Signore Gesù. Gesù ha vinto la morte
e ci ha resi partecipi di vivere l'eternità insieme a Lui. Possiamo alzarci in piedi e fare un grande applauso al nostro Signore per celebrare il suo nome e rendergli grazie per ogni cosa. Amen. Prima di finire il nostro culto, devo dare qualche avviso per questi giorni. Faremo anche un momento in cui chi ha portato la sua offerta, la sua decima, chi ha in cuore di dare un'offerta per la Chiesa, per il mantenimento della Chiesa o per i nostri progetti missionari. Faremo anche questo momento qua e dopo c'è il momento dei nostri compleanni, festeggiare i compleanni dell'ultima settimana, se c'è qualcuno che ha fatto gli anni. Dopo il culto là fuori troverete qualcosa da mangiare, so che ci sono kibi per la gioia dei brasiliani con il 70% di aglio al suo interno e patatine fritte, ci sarà un po' qualcosa da mangiare lì fuori e non mi voglio dimenticare, questa sera faremo il sorteggio della cesta missionaria, che è quella cesta che vedete là su quel muro, che c'è quell'uovo gigante e altre cose. Per questo motivo, se c'è qualcuno che ancora non ha preso il suo biglietto, dopo il culto, alla fine del culto, lasceremo massimo 5 minuti affinché possiate acquistare il vostro biglietto e i biglietti li potrete trovare con il missionario Marinei? No? Sandra starà frittando, quindi affidiamo alla missionaria Marinei la vendita. Catrini, là con la mano in alto. Bene, potete andare da lei dopo il culto, 5 minuti massimo per prendere gli ultimissimi biglietti. Ok? Quindi, prima cosa, avvisi per i prossimi giorni. Mercoledì, attenzione, mercoledì abbiamo i nostri in casa, questo mercoledì i nostri culti in casa, cellule per chi le conosce con questo nome, non mancate, cercate la cellula lì in casa più vicino a casa vostra. Abbiamo 5 zone che vengono coperte con 5 leader, le zone sono Zevio, Porto San Pancrazio, Saval, Borgo Roma, Castel d'Azzano e Bussolengo per la zona del lago. Quindi abbiamo queste 5 zone. Se non avete ancora partecipato, volete partecipare, venite a parlare con me e vi indirizzerò verso il leader di questa zona. Prossimo avviso per i più golosi: abbiamo il 1° maggio che sarà un giorno festivo, il churrasco qua in chiesa. No, rifacciamo. Abbiamo gli in casa mercoledì, possiamo avere la stessa gioia per gli in casa. Il 1° maggio ci sarà il churrasco qua in chiesa, troverete tutte le informazioni nei prossimi giorni sull'Instagram della chiesa, sul gruppo WhatsApp della chiesa. Prossimo avviso, Beyond, sono ancora aperte le iscrizioni per questi 3 giorni meravigliosi che passeremo di ritiro al lago. Saranno presenti con noi i pastori, cantanti Alessandro Villas Boas e Amy Sousa. È un evento imperdibile, chiunque voglia iscriversi, c'è il modulo su Instagram, altrimenti parlate con la pastora Andrea, parlate con la Gabi, meglio conosciuta come Materia, e vi sapranno dare tutte le indicazioni per iscrivervi. Ultimo avviso, ma non per ordine di importanza, stiamo per cominciare il discepolato per i battesimi, quindi questo mi piace. Stiamo per cominciare il discepolato per i battesimi. Da lunedì cominceremo a mettere il link per entrare nel gruppo dell'iscrizione sul WhatsApp della nostra chiesa.
Se no, se qualcuno vuole partecipare al discepolato può venire a parlare con me direttamente. Amen. Questo è quanto mi spettava certificare. Ora facciamo una preghiera per le decime, per le offerte. Tu che hai portato la tua offerta, che vuoi contribuire in questo modo con l'opera, sei benvenuto a farlo in questo momento. Là dietro ci sarà la nostra sorella Katia con il POS. Tu che vuoi offrire in questo modo, magari oggi non hai portato 2 euro da offrire in moneta, vuoi però, Dio ha toccato il tuo cuore in questa serata, vuoi dare un'offerta in questo modo, puoi darla là con la sorella Katia. Ci sono anche le buste di missioni se vuoi fare un'offerta per i nostri progetti missionari. Amen. Preghiamo insieme. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, ancora una volta per questa serata, per questo tempo che ci hai fatto vivere insieme. In questo momento, Signore, vogliamo rispondere un po' a questa gioia che ci hai dato attraverso il tuo sacrificio, attraverso la fedeltà, Signore, che tu hai sempre dimostrato per noi, attraverso questa offerta, Signore, questa forma di adorazione che porteremo a te. Benedici le nostre offerte, benedici la tua Chiesa, continua, Signore, a sostenerci, Signore, conforma la tua volontà, Signore, che questa Chiesa possa crescere sempre di più per essere una Chiesa influente e rilevante in questa città, in questa nazione e, se tu vuoi, in tutto il mondo. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen.